E noi prendiamo la linea invece dall'alta vallata del Santerno. La zona in cui ci troviamo ovviamente ha visto crollare costoni interi di montagna e annullare aziende agricole che per tutto questo periodo avevano manutenuto al meglio il territorio. Ci troviamo all'azienda Capannazza, stiamo percorrendo strade che senza il trattore sarebbero ovviamente inagibili. Il territorio è quello tra Fontanelice e Castel del Rio, anche se in effetti il comune è quello di Casal Fiumanese, proprio per la conformazione stessa di questa vallata. Stiamo raggiungendo una parte di podere, già nella parte bassa che vedete là i campi non erano sistemati in questo modo, erano completamente lineari, vedete che si è staccato un bel pezzo, la casa ha avuto ovviamente delle crepe, ma adesso stiamo raggiungendo una parte ancora più problematica. Pare che in questo momento il terreno si sia fermato, ma le frane stanno veramente mettendo in ginocchio un'agricoltura che potremmo definire eroica. Qui erano chiusi i nostri vicini, è stata una delle prime strade che abbiamo aperto. Scavatore abbiamo ripristinato perlomeno un po' di collegamento con la civiltà, l'avevano anche loro, altrimenti era impossibile, era impossibile. Qui la strada si interrompe, per cui siamo scesi dal pianale del trattore Davis Tattini e questo tra l'altro è un rigagnolo, un lago, una sorgente che si è alimentato ulteriormente in Si è questi giorni. riempita ed erano tanti anni che non veniva fuori così, lo sappiamo che esiste, questa è sempre esistita qui, però un conto è che si riempie in un inverno e questa si è riempita in 4 piogge, quindi in 15 giorni. Ecco, questo diciamo è una sorgente che tra l'altro fa sgorgare l'acqua, possiamo andare oltre il nostro trattore, dicevo qui la strada ovviamente è bloccata, lo vediamo, è franato il terreno, sono crollati gli alberi e non è nemmeno solo qui la situazione peggiore che si può vedere, perché se uno va oltre che è successo? Se una volta è cambiata completamente la morfologia del territorio, cioè io che sono nato qui non lo riconosco più il mio territorio, non abbiamo più un accesso, i boschi sono andati via interi, quindi franati interi pari pari, quindi non importa che ci vengano a dire l'incuria del territorio. Poi abbiamo visto che siamo arrivati proprio nella falda di Sasso, quindi l'acqua ha portato via tutto ciò che c'è dal Sasso in su, quindi era impossibile tenerlo. Intere porzioni di bosco e di territorio che non ci sono più, si sono staccate proprio completamente. Quello là è Monte Cappello. Si è staccato Monte Cappello, abbiamo il bosco in mezzo al campo in piedi. Si è staccato Monte Cappello. Quel campo lì era campo, quei 3 alberi e il bosco, che è venuto giù intero e è rimasto in piedi. Quindi anche quella là che si vede a occhio nudo, che è bella grande, tutto quel marrone in mezzo al bosco, quello in realtà era verde. E voi per ripristinare, che non è nemmeno la parola giusta, questo territorio, nel caso si possa, decenni? Sì, e facendo una stima così improvvisata, buttata lì, un trentennio. Occhio e croce. Forse fra 10 anni la logistica e un po' di aspetto gliel'abbiamo ridato. Ma rimettere, no, com'era no, perché è cambiato, quindi è un'altra cosa. Quindi quello che abbiamo visto fino ad oggi era una cosa, da oggi in poi è un'altra e ricambierà ancora. Aziende che non esistono più, che sono state cancellate, chi cercherà di rimettersi all'opera, ma lei crede che ci sia una considerazione della montagna uguale a quella che potrà essere in pianura o qui in montagna venite dati un pochino per scontati? Noi veniamo sempre dati per scontati perché tanto la montagna, ma la montagna e la pianura devono essere un'unica cosa. Se siamo vivi noi, è viva la pianura. Se noi moriamo, quindi finisce tutto quello che vedete qui e noi non ci siamo più, la prossima volta in pianura non ci mettiamo 10 metri di acqua, ci mettiamo 10 metri di melma, perché comunque vada bene o male, sì, abbiamo il territorio distrutto, il territorio è esploso, ma l'acqua abbiamo cercato di mandarla dove potevamo. Ma se ce ne andiamo tutti e nessuno fa più il suo, la prossima volta sarà molto peggio. Questa è acqua di sorgente, sta ancora nascendo e noi finché non mandiamo via tutta questa roba qui. E non è solo che è qui, no, il territorio è talmente vasto, ma è tutto così. Perché ci mette così tanto tempo a defluire? Perché è troppa. E perché ovunque c'è dell'acqua.
E ripeto, qui siamo quasi a 600 metri sul livello del mare. Amici della bassa, abbiamo ancora tanta acqua da mandare via. Mi dica quel che è successo a lei personalmente. L'azienda non esiste più, non c'è più un campo buono. La frana che si è distaccata sopra casa mia, quindi tutto il fronte frana, non esiste, non è mappato. Anche i geologi che sono venuti venerdì hanno detto non esiste, per forza, non aveva mai mosso. Quindi la casa si è spostata, adesso non lo so. I campi non ce n'è più uno buono, sarà dura? Sì, a volte mi viene sconforto, mi viene da dire ma chi è che me lo fa fare? Però non lo so, sinceramente non lo so ancora, ma ogni giorno viene fuori sempre peggio, però, vabbè, vedremo. Poi c'è il problema degli animali, grazie a Dio questa stalla si è salvata e tra l'altro ha accolto anche bovini a dimora di un'altra azienda Sì, che invece è tracollata. Esatto, del nostro amico Mazzanti, che purtroppo l'azienda a casamento non esiste più, non esiste veramente più. È venuto giù la casa, purtroppo abbiamo avuto il morto, hanno avuto, però l'abbiamo dico perché faceva parte della comunità anche lui. Certo. E difatti questo spirito solidale si vede non solo per questo ma in tutto quello che avete fatto l'uno per l'altro, l'uno con l'altro. Ma queste sono pezzate rosse e quindi danno il latte. Come arriva il latte? Dove deve arrivare? Il latte arriva su in Toscana, a Mugello. E come ce lo portate? Il problema è stato proprio che non c'avevamo più la strada, quindi con la Cristina, grazie al sindaco, grazie a tutti, ci siamo prodigati sulle maniche, come abbiamo sempre detto noi. L'autotrasportatore è rimasto là nell'incrocio che ci aspettava e noi trasportavamo il latte. Abbiamo fatto 2 giri con la cisterna di 10 quintali nel trattorino della vassoietta e poi le persone sono tutte disponibili e pazienti e piano piano abbiamo portato là. Il fieno c'è? Il fieno c'è perché chissà, non l'abbiamo ancora finito quest'anno e sta bene lì dov'è. Perché non ci sarà forse più gli anni prossimi? Diventerà complicata ma cercheremo di fare tutto quello che possiamo. Grazie mille David Stattini, noi adesso dalla collina, dalla montagna, possiamo dire dall'Alta Val Santerno, ridiscendiamo e andiamo nella pianura dove il problema è stato rappresentato dai fiumi, alcuni dei quali hanno rotto gli argini. L'argine non ha tenuto, inondando tutta la campagna sottostante. Pierpaolo Caleffi, titolare di questa azienda, aveva appena impiantato queste piccole viti qui nell'area di Giardino, siamo diciamo nella bassa Imolese. Che è successo quella famosa giornata, anzi in quei giorni dell'alluvione? È successo che la notte, martedì 16, a mezzanotte e mezza, ero qua perché controllavo il fiume che Stava crescendo. in piena e ho sentito un boato e sono arrivato fino a poche centinaia di metri, ho visto che l'acqua entrava, quindi sapevo già che aveva rotto. Il boato erano i tronchi accumulati nel percorso dell'acqua velocissima lungo il Sillaro che sono ancora peraltro accatastati e poi si è rotto appunto questo argine, vediamo questa voragine e si è allagato tutto. Tra l'altro vediamo diverse fasi, ma anche se vediamo qualcosa di verde, è un verde che può durare poco forse. Dubito che abbiano vita lunga queste viti, ho le viti come si può vedere, il grano e i peschi là in fondo che hanno già cambiato colore, quindi c'erano 3,5 metri d'acqua nel terreno. E tra l'altro adesso, anche se sembra solo una superficie melmosa, in effetti la melma e il limo sono anche molto profondi. Assolutamente sì, quindi si farà fatica a entrare per fare le lavorazioni. E quindi che si può fare, glielo chiedo io, o cosa vorrebbe si facesse o si dovrebbe fare? Prima di tutto bisognerebbe mantenere i fiumi in un certo modo, che sono decenni che noi lo facciamo notare, ma non ci sente nessuno. E qui il discorso è che dovrò riportare la terra nella sede dell'argine e poi rifare tutto quanto. Quindi è tutto sulle sue spalle? Assolutamente sì, al momento sì, poi se ci sarà qualcosa, ma con tutto quello che è successo io dubito che ci possa essere qualcosa. Anche perché in effetti c'è un pezzo di agricoltura che è stata spazzata via. Assolutamente sì. Io il mio raccolto quello perso, quindi l'80% sicuramente è andato perso. Dove è arrivata l'acqua sono già sicuro che sono a zero. Le restano i kiwi?
speriamo. In bocca al lupo allora. Abbiamo cercato di documentare con tante testimonianze in tante aree della nostra regione Emilia-Romagna quel che è successo. Adesso una piccola pausa, poi Elisabetta Gori ci aspetta in stalla, è in una stalla della Lombardia, pioveva ma non è capitato quel che è capitato in Emilia-Romagna.